Oggi qui a Piazzale Ugo La Malfa, ma anche a Villa Bonfiglio, state raccogliendo come AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, dei fondi. Ecco, in maniera particolare oggi si raccoglie cosa, dottore Di Betti? Allora, oggi è una giornata importante perché i cioccolatini della ricerca vengono offerti in cambio di un sostegno economico di 10 euro e la finalità è sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere il cancro e per rendere sempre più curabile il cancro. La ricerca è fondamentale e l'apertura verso nuovi traguardi di conoscenza per poter rendere il cancro sempre più curabile. Quindi questa è una giornata in cui tutti i volontari in tutte le piazze, in tantissime piazze d'Italia e anche ad Agrigento, qui a Piazzale Ugo La Malfa ma anche alla Villa Bonfiglio, i volontari della nostra associazione, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono a disposizione per questa donazione in cambio di una scatola di ottimi cioccolatini. Ecco, suo punto di vista, anche lei è un medico, a che punto siamo con la ricerca sul cancro? Si stanno facendo passi avanti, insomma qual è la situazione attualmente? C'è un miglioramento nelle cure? Sì, è nei fatti che sono stati raggiunti traguardi una volta impensabili. Purtroppo il cancro tocca dolorosamente le nostre famiglie, i nostri familiari, ma sono stati fatti dei passi avanti notevoli. Oggi abbiamo la possibilità, attraverso la prevenzione, di arrivare prima alla diagnosi e poter trattare il cancro in un momento in cui è più aggredibile. Poi ci sono risultati straordinari, ne dico uno per tutti: il cancro della mammella oggi ha percentuali di guarigione che superano l'85% e non è poco. Voglio anche dire che purtroppo ogni anno in Italia abbiamo un numero di nuovi casi che è di almeno 3.000 nuovi casi ogni anno. Questo deve essere tenuto ben presente e attraverso i ricercatori, i giovani ricercatori, ma anche quelli di più consolidata esperienza, hanno necessità di questo sostegno finanziario, economico che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro può erogare a sostegno proprio della ricerca. E la ricerca è logica e guarda al domani per sempre nuove conoscenze e, ripeto, pur essendo una piaga dolorosissima, però oggi attraverso la prevenzione, attraverso gli screening e attraverso l'osservanza di tutte quelle dei modi, degli stili di vita, è possibile veramente ridurre notevolmente l'incidenza del cancro. Voglio dire una cosa molto banale, ma no al fumo, no all'alcol. L'alcol, un bicchiere di vino al giorno forse non ha mai ucciso nessuno, però i superalcolici e l'alcol in grandi quantità possono fare molto male, favoriscono l'insorgenza dei tumori. Poi uno stile di vita con una buona alimentazione, la nostra vecchia e buona dieta mediterranea, e infine bisogna muoversi, bisogna camminare, fare attività sportiva. Tutto questo abbatte, questi buoni stili di vita abbattono di almeno il 40% la possibilità che arrivi il cancro. Purtroppo poi i dati sono che una persona di sesso maschile su 2 può essere attaccata dal cancro e una persona di sesso femminile su 3 può essere attaccata dal cancro.